Va ora in onda Potere al Popolo. Bestiassa, che eleganza, quando c'è Giulio Cainarca in onda, anche la musica è raffinata. Io oggi sono anche vestito da barbone, c'ho una maglietta rosa. Buongiorno, no, non rosa fosforescente, rosa pallido. Buon mattino da Semivarin, 11.04, seconda parte della nostra e vostra controinformazione. Potere al Popolo, tra poco i vostri WhatsApp, quelli che avete inviato al 340 6709 659 a commento della rassegna stampa, roba buona, roba potente. Intanto il sito del Corriere apre con la flotilla, perché Carotenuto dei 5 Stelle, un parlamentare che era presente tra i flottigliesi, si può dire, rilasciato dagli israeliani, e dice: c'è chi ha subito violenza sessuale, anziani torturati. Questa è l'apertura del sito del Corriere. Anche su Repubblica: picchiati selvaggiamente, molestie sessuali sulle donne. Il racconto shock del deputato Carotenuto, matricola 147, fermato con la flotilla. Ma adesso parliamo dei problemi che ci sono, quelli veri, italiani, quelli per cui anche la Lega ha alzato il dito più volte, ha quasi, posso dirlo, minacciato. Cerchiamo di capire quali saranno le scelte delle prossime ore. Qui Parlamento. E per farlo c'è bisogno del senatore della Lega, Massimo Garavaglia. Ciao Massimo. Ciao Semi, buona giornata a tutti. Allora, dicevo, di più segnali da parte della Lega in questi giorni che le cose non vanno bene, che bisogna forse dare una mano e dare una priorità agli italiani in questo momento. L'altro giorno c'è stato il via libera in Senato alla mozione di maggioranza per fare fronte, ad esempio, al caro carburanti. È passata la linea della Lega. Parallelamente in Europa però, dall'Europa arrivano segnali, ad esempio dell'Eurogruppo, hanno detto di no alle deroghe sul patto. Che cosa si muoverà nelle prossime ore, Massimo? Perché abbiamo visto che scadono anche gli sconti sulle accise. Cosa si sta decidendo proprio in queste ore? Garavaglia. Vabbè, innanzitutto scadono, ma non è un problema, nel senso che viene fatto un altro decreto e quindi vengono prorogate queste riduzioni di accise. Nel prossimo decreto penso anche si trovi qualche soluzione specifica per l'autotrasporto e anche per i bus turistici e trasporto pubblico locale. Questo è il quadro generale di intervento di che l'Unione Europea, con i suoi riti e i suoi tempi dilatati e riti complicati, pare che pian pianino si stia muovendo. Mi spiego. Noi abbiamo chiesto la cosa più semplice: c'è un casino, sospendiamo regole stupide. Dopodiché questo va tradotto nel burocratese dell'Unione Europea e quindi seguendo i riti bisogna capire come ci si arriva, se ci si arriva normalmente o se ci si arriva in maniera un po' più drastica. Io penso che alla fine ci si arrivi normalmente, nel senso che il nuovo patto di stabilità contiene tutta una serie di elementi di flessibilità che consentono di arrivare all'obiettivo, che è quello che ci interessa. Va bene tutto, però visto che noi siamo messi infinitamente meglio di altri stati europei, non rompeteci le scatole, consentiteci di salvaguardare la situazione e quindi mantenere la crescita, mantenere l'economia come dire, con un tono sano, anche perché se così non è, gli obiettivi che ci siamo dati vanno a farsi friggere, quindi non sarebbe neanche sensato far finta di niente. Questo è in estrema sintesi il concetto. Quindi non escludiamo
E da quello che sentivo in questi giorni, se dall'Europa non arrivano risposte, di fare da soli, addirittura si parlava di scostamento di bilancio, anche se lì non sono contenti. Oggi, ad esempio, qualcuno dice ma si potrebbe attingere dal PNRR se ancora c'è qualcosa o cambiando qualche regola. Non escludiamo nulla su queste cose? Ma allora, secondo me, molto più pragmaticamente si arriverà a un accordo per cui, visto che siete stati bravi, avete i conti a posto, avete migliorato il rating, eccetera, fate come volete e ve lo scomputiamo dal deficit ulteriore. Finirà così, secondo me, senza grandi stravolgimenti, e così è nell'interesse di tutti. L'Europa è un po' l'Unione Europea, che non è l'Europa è una cosa seria, l'Unione Europea non è più una cosa seria. L'Unione Europea si comporta come Fonzi nella puntata quando non riesce a dire ho sbagliato, non so se vi ricordate. E come no, certo. Esatto, adesso sono lì che non riescono a dire ho sbagliato e si arriverà allo stesso risultato senza che dicano ho sbagliato. Questo è. Vedete con quale semplicità ha reso Massimo, è la verità, è la verità. Massimo Garavaglia, senatore della Lega, come sempre un piacere fare quattro chiacchiere limpidissime con te. Alla prossima! Ciao e buon lavoro a tutti, ciao Sammy. Qui Parlamento. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Vi ricordate Fonzi con ho sbagliato e non riusciva a dire ho sbagliato. Che storie, che tempi. 11:10, 11:11. Oh ragazzi, oggi abbiamo una manciata di minuti in più. Appositamente non ho messo la canzone che mandiamo, gli artisti indipendenti. Oggi saltiamo proprio per dare un po' più di spazio a voi, perché so che avete bisogno di parlare, avete bisogno di comunicare, quindi chi ci ascolta in diretta 11:11 e vuole entrare in onda commentando i fatti del giorno può chiamare in questo momento lo 0292 94 7222. Lo ripeto per i nuovi ascoltatori, 02 92 94 7222. Anche chi vuole fare questa esperienza per la prima volta è bellissimo, nel senso che voi chiamate, vi risponde il regista Simone, che ringrazio naturalmente per l'aiuto che ci dà, e non ti chiede nome, cognome, da dove chiami, dammi il tuo numero di telefono, ti richiamo. No, ti dice semplicemente un attimo in attesa, ti mette in attesa con una musichetta che suona lui stesso e poi entri in onda sentendo la mia voce al telefono. Quindi è una cosa immediata, non ci vuole una cultura particolare, e né il vostro messaggio deve essere di un certo tipo. Qualunque sia il vostro messaggio, noi lo ascoltiamo. Intanto, tra gli appuntamenti da non scordare, lo ricordiamo, questa domenica, questo lunedì, si vota in molte città, e chi ci sta ascoltando da Lecco, beh ragazzi, domani venerdì 22 maggio io andrei all'Orsa Maggiore, che sicuramente conoscete, è un locale bellissimo che si trova proprio in quel di Lecco. Venerdì 22 maggio alle 18:30 ci vediamo all'Orsa Maggiore per la chiusura della campagna elettorale. Lo sapete, a Lecco ci sono buonissime possibilità di ribaltare la situazione, visto che c'erano 30 voti in ballo l'ultima volta e stavolta vinciamo. Massimiliano Romeo, Silvia Sardone, Attilio Fontana. Questo venerdì 22 maggio la chiusura della campagna elettorale all'Orsa Maggiore di Lecco, un momento per stare insieme, guardarsi in faccia, fare il punto su questa sfida che abbiamo davanti. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l'europarlamentare segretario federale vice segretario Silvia Sardone, il capogruppo al Senato segretario nazionale Massimiliano Romeo. Questo venerdì 22 maggio ore 18:30 all'Orsa Maggiore a Lecco, ok? Per chi ci segue in diretta, questa sera la chiusura della campagna elettorale è
A Travagliato, in provincia di Brescia, anche lì si vota, piazzale Biblioteca Comunale, ore 19, arriva il segretario regionale della Lega e capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, per sostenere Pasinetti sindaco. Travagliato, Brescia, questa sera, giovedì 21 maggio, ore 19, ma sono soltanto alcuni dei tanti appuntamenti che ci sono in queste ore proprio a chiusura della campagna elettorale. Domenica e lunedì si vota in grandi città e piccoli paesi, un po' in tutta Italia. Adesso sentiamo le vostre voci. Chiamate 029294 7222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Matteo da Napoli. Uela. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io ascolto praticamente solo voi come mezzo di informazione, perché è un avvilimento, è una semplice osservazione. Cioè, io credo che ci sia in Italia un fascismo rosso, credo, poi è un mio giudizio. Per tutti i mezzi di informazione, quelli più importanti, senza nulla togliere al vostro, per carità, sono in mano alle sinistre. Uno pare che non può, una persona di destra pare che non può a volte nemmeno esprimere un proprio parere. Vero. Ritengo questo, le università, la magistratura, la scuola, giornali storici. Io credo che questa sia diventata l'Italia, poi è un mio parere, per carità, lascio il tempo che trova, e quindi sono contento che ci siano mezzi di informazione come i vostri che diano spazio a tutti in maniera civile, democratica e rispettosa di ogni parere. E io sono contento di averti trovato, ma visto che siamo in diretta si può dire quello che si vuole, qui veramente è il bello di una radio che si chiama Radio Libertà. E tu che consiglio daresti a questo governo? Dove secondo te questo governo sta sbagliando, dove forse magari ha un freno a mano tirato? Sai, molto spesso noi parliamo della Lega che osa di più degli altri partiti, ma poi si ritrova a volte un freno a mano tirato da Fratelli d'Italia, che c'è l'Europa che la guarda, la Meloni, e quindi chiaramente determinate cose non le può fare. Da Forza Italia, che è un po' più gentile, democristiana, anche sul fronte immigrazione, sai che vorrebbe fare lo Ius Scholae, quindi aiutare gli immigrati a diventare per primi italiani. Che consigli potresti dare a questo governo? Perché oggi per la prima volta Matteo Salvini ha lanciato l'allarme dicendo cavolo, sul fronte economico qua se non ci fanno aiutare gli italiani è quasi inutile andare avanti. Traduco con mie parole, non è che ha detto così. Che consigli potresti dare a questo governo? Allora io credo il governo mi ha deluso, io ho sempre votato destra, la prossima volta non voterò più perché mi ha deluso, perché io ritengo che innanzitutto la Meloni, gran donna, non si sia circondata da una classe dirigente degna di questo nome, mia opinione ovviamente. E poi io credo che il governo non abbia avuto coraggio su tanti aspetti, voi perché sono tante anime da accontentare, ma non ha avuto coraggio vero sulla sicurezza, per aiutare le imprese, per diminuire le tasse, una grande riforma della burocrazia, lei l'ha vista? Io non l'ho visto. Il decreto semplificazione, sì, per carità, però i veri problemi del paese sono rimasti tali e non c'è stata gli indicatori economici, per carità, dicono che qualcosa sta migliorando, ma io non vedo assolutamente né una mano ai dipendenti né una mano agli autonomi, vedo un'asfissia totale per quello che mi riguarda. Ma sarà anche la congiuntura economica internazionale, per carità. Questo è il mio pensiero. Non voterò più la Meloni, sicuramente. Non so chi voterò, sicuramente mai dall'altro lato della mano, mai a sinistra. Capito. Raccogliamo il tuo segnale d'allarme e ti ringrazio della chiacchierata, davvero. Siete stati molto, molto disponibili, grazie di avermi fatto intervenire. Buona giornata. Grazie, buona giornata a questo ascoltatore. Chiamate 0292947222. Chiaramente sono segnali. Il nostro ascoltatore ha detto che non è soddisfatto di questo governo, ha votato comunque centrodestra, ma a questo punto non saprebbe chi votare. Chiaramente non voterà a sinistra,
io l'appello che posso fare nella mia umiltà è comunque di votare, perché se non votate, lo sapete, alla fine diamo in mano questo governo alla sinistra e sarà tutta un'altra storia, soprattutto di tasse. Ecco, a me preoccupano le tasse, poi miracoli non li fa né la destra né la sinistra. Chiamate 0292947222, questo è il vostro momento. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Avrei bisogno un consiglio. Dunque, io abito a Segrate, provincia di Milano, e dobbiamo votare per il nuovo sindaco e anche per i consiglieri, ma non so chi votare, perché c'è Forza Italia che presenta un certo signor Alessandrini, però non lo so. Ma è alleata, c'è l'alleanza con la Lega? Sì, infatti per quanto riguarda i consiglieri c'è Adriano Alessandrini come sindaco e poi ci sono i simboli Lega, Meloni, Fratelli d'Italia, poi io vorrei sapere se c'è un consigliere da votare. Certo. Ti ringrazio della segnalazione. Intanto ti posso dire, a proposito di Segrate, che c'è proprio una pagina, se utilizzi internet e Facebook, c'è una pagina su Facebook che si chiama Lega Salvini Segrate, e già qua vieni a sapere che, ad esempio, questa sera alle 18:30 c'è proprio la Lega Segrate in diretta sulla pagina Facebook di Lega Salvini Segrate, per cui già qui, assistendo a questa diretta su Facebook, sapresti qualche cosa di più e chiaramente, se uno non è avvezzo a internet, a Facebook, però magari hai un figlio o un nipote, gli dici quando viene: oh, mi metti il telefonino, il computer sulla pagina Facebook di Lega Segrate, perché questa sera alle 18:30 fanno una diretta proprio sulle elezioni. E poi chiaramente, signori, quando giri nelle pagine, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Segrate, ad esempio, appare Dante Brescia, che è della Lega, ricordati questo nome, Dante, e il cognome Brescia, che scrive: mi candido perché Segrate è la città in cui nel gennaio 88 ho iniziato il mio percorso lavorativo come disegnatore alla ditta Tartugno Riboni in via Marconi. Qui ho imparato il valore dell'impegno, della responsabilità e del lavoro fatto bene. Qui sono cresciuto come professionista e come persona. Oggi metto la faccia e il mio impegno per ascoltare i cittadini, affrontare i problemi con serietà e contribuire con azioni concrete al futuro di Segrate. Possiamo anche farlo vedere, Simone, eccolo qua, si chiama Dante Brescia ed è uno dei candidati a consigliere comunale in quel di Segrate, in provincia di Milano. Quindi la nostra ascoltatrice già può segnare questo nome, questo cognome, Dante Brescia. Però in generale, ragazzi miei, se vedete il simbolino della Lega, vuol dire che è un'alleanza di centrodestra. A volte il candidato sindaco è della Lega, a volte no, ma se c'è il simbolo della Lega, potete fare tranquillamente la X su quella persona candidata a sindaco. Automaticamente, se non specificate nulla, lo sappiamo, il voto va comunque ai primissimi della lista. Però prima di entrare nella famosa gabina elettorale e votare, lo ricordiamo, questa domenica, questo lunedì, in molte città della Lombardia e in tutta Italia, fuori c'è il cartellone, quindi sbirciate il simbolo della Lega e vedete nomi e cognomi, e a volte ci si conosce, ne ritrovi qualcuno che conosci della Lega o che hai conosciuto a qualche gazebo della Lega. Chiusa la parentesi, un'altra chiamata 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. Voglio dare una risposta all'ascoltatore di Napoli, al quale rivolgo un fraterno abbraccio e gli complimento, perché io quando sento telefonate dal sud sono felice, perché forse quel pregiudizio che in molte parti d'Italia hanno verso la Lega comincia a sfaldarsi. Allora, l'ascoltatore di Napoli diceva che è rimasto deluso da questo governo.
Io penso che un pochino tutti siamo rimasti delusi dall'attività di questo governo, perché ovviamente con una persona di piglio come la Meloni ci saremmo aspettati un'aggressività maggiore in senso politico, cioè una voglia di cambiamento. Questa cosa non è avvenuta forse per questa ragione. Noi ci ricordiamo sempre che al Colle o sul Colle c'è un signore che Sinner chiama il signor Mattarella, che è europeista nel sangue. Chi mi dice a me che il signor Mattarella, quando la Meloni è andata a parlare con lui, gli abbia detto: guarda, io l'incarico te lo do, ma tu devi rimanere nell'alveo dell'europeismo, nell'alveo dell'agenda Draghi. Se non lo fai, io l'incarico non te lo do. Ed ecco una possibile risposta alla scarsa voglia di cambiare le cose della Meloni, che secondo me si è trovata le mani legate, e quello che forse non l'ha fatto il signor Mattarella lo ha fatto in tutti questi 4 anni Forza Italia, che oggi più che mai vediamo che sta guardando altrove. E chi mi dice a me che i riformisti che stanno uscendo dal PD a breve non formeranno una terza forza centrista che vada proprio a lavorare con Forza Italia tra 1 anno e mezzo? Grazie Sammy, ti saluto. Sempre meditazioni lucide quelle di questo ascoltatore da Mantova. Intanto sempre per Segrate, si vota questa domenica e questo lunedì. Ho trovato su Facebook, su Lega Salvini Segrate, anche la candidata Rainero, candidata consigliere comunale a Segrate. Quindi, visto che si può specificare il nome di un maschietto e di una femminuccia, si può scrivere Brescia, che è la persona di cui vi ho parlato prima, e anche Rainero, Alessandra Rainero, 47 anni. 0292947222. Pronto? Ciao. Pronto? Ciao, buongiorno. Ti ascoltiamo, ti stiamo ascoltando. Prego, sei in diretta. Pronto? Eccoci. Mi senti? Certo. Perfetto, ciao, sono Franco da Forlì. Ciao Franco. Allora, due cose che sono uscite anche dalle telefonate precedenti, sulle quali sono d'accordo in parte. Quando ci sono dei governi di coalizione, è ovvio che tutto non si porta a casa, perché naturalmente se fosse un unico partito e la maggioranza è formata da un unico partito sarebbe molto, molto più semplice, e nei governi di coalizione vanno comunque a dei compromessi che sono inevitabili. In più, con l'organizzazione che ha l'Italia, una legislatura non è sufficiente per cambiare un po' di cose, un po' di robe, perché vediamo che ci vuole 1 anno per approvare una legge, quindi immaginiamo quello che può succedere quando si vogliono andare a togliere determinati ruggini in tutti i comparti della pubblica amministrazione. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, e io guardo i numeri e non vorrei che ci fosse già da qualche anno un problema all'interno della Lega, perché i numeri in percentuale che stiamo raccogliendo sono in discesa, quindi questo bisogna guardarsi allo specchio da questo punto di vista, perché i numeri in passato erano molto importanti, poi è iniziato un declino e una discesa. Io non so se all'interno del partito ci siano già delle risposte o c'è comunque la volontà di metterci le mani in questa situazione. E magari chiedo anche a te, che forse sei più dentro alla questione, se ne sai qualcosa in più. Grazie, ottima meditazione. Beh, io ti parlo dal fortino della Lega in via Bellerio 41 a Milano,
posso dirti che c'è sempre un grandissimo entusiasmo tra i militanti, i dirigenti della Lega, e la sensazione che ho io, facendo anche rassegna stampa ogni mattina dalle 7.30 alle 9.30, è che i giornali hanno cambiato il racconto riguardo alla Lega e cambiando il racconto i giornali, praticamente anche la gente cambia pensiero, capisci? E poi la stessa cosa che hai detto tu, non arrivando i risultati concreti che la Lega vorrebbe, e la Lega è l'unica che ha delle proposte abbastanza dirompenti rispetto agli altri alleati. Chiaramente dal punto di vista popolare arriva posso dire, scazzamento in questo senso, e quindi si tira fuori Vannacci, che però Vannacci dice le stesse cose della Lega, solo che rappresenta il nuovo ed è fuori dal governo, quindi sono tutte quelle meditazioni che poi psicologicamente portano magari a spostarsi con il voto. Sono punti interrogativi e che siamo qui a cercare di capire insieme, ma intanto ringrazio chi mi ha fatto avere questo volantino. Guarda qua, la signora di Segrate, immediatamente ti sono venuti in soccorso. Festa di chiusura della campagna elettorale per Alessandrini sindaco, domani 22 maggio dalle 16.30 alle 22, ragazzi, in piazza Largo Carabinieri d'Italia a Segrate, dalle 16.30 alle 22, la festa di chiusura della campagna elettorale. Quindi quella signora di Segrate che non sapeva chi votare, lì li trovi tutti, spettacoli per i più piccoli, DJ set, c'è da mangiare, c'è da bere, e soprattutto incontrerai il candidato sindaco Adriano Alessandrini e i candidati al Consiglio Comunale della Lega e del centrodestra. Meglio di così. Signori, da Sammy Varin, grazie per il gentile ascolto, a Simone per la regia, ci ritroviamo domattina alle 7.30.